Dalle epistole di San Pio da Pietrelcina. Mia carissima figliuola, in ricambio dei belli auguri che sai mandare, ti desidero dal caro Redentore la grazia della stabilità in tutti i tuoi proponimenti, non ultimo quello di tacere e far tacere tutto intorno a te, per sentire la voce divina nel diletto e stabilire con lui un pacifico colloquio. In quanto al tuo spirito, tengo nuovamente ad assicurarti da parte del Signore di non temere di nulla. Dio ha posto su di te i suoi sguardi e ti vuole trattenere da eletta, facendoti passare per le prove, le più aspre e le più dure, perché anche tu possa concorrere con un volontario sacrificio e perfezionare, secondo l'espressione dell'Apostolo, quella che manca alla passione di Cristo. Tu soffri e hai ragione di lamentarti, lamentati pure e con clamore, e non temere di nulla. La vittima dell'amore impaziente a possederla deve gridare che non ne può più e che le è impossibile resistere ai tratti del diletto, che la vuole e la lascia mentre la vuole. Prega che il Signore mi faccia quelle grazie che da tempo gli vado chiedendo. Oh, quanto soffro, figliuola mia, e tu te ne rimani quasi indifferente, parlando sempre di te e nulla dicendo per chi ti vuole e ti prega ogni bene dal cielo. Che razza di carità è mai questa? Ti benedico di cuore, affezionatissimo in Gesù Cristo, fra Pio Cappuccino. Sia lodato Gesù e Maria.